Questo programma è realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili. Buonasera a tutti e benvenuti alla settima giornata di ritorno del campionato di Serie B nazionale. Questa sera la Ruckers Saverno, squadra di casa e 15esima in classifica, ospita la squadra di Reggio Emilia, 11esima in classifica. Una partita importante per entrambe le squadre. La Ruckers Sanve deve cercare disperatamente la vittoria per continuare la lotta nella salvezza e non essere raggiunta da Iseo, che è appena sotto di lei, e Reggio Emilia deve riuscire a non entrarci in questa lotta salvezza. Il quintetto base per la Ruckers Sanve sono il numero 15 Muner, il numero 12 Masocco, il numero 9 Carlesso, il numero 10 Antelli e il numero 14 il capitano Pindalpos. Reggio Emilia si presenta in campo con il numero 4 Malagutti, il numero 18 Germani, il numero 13 Puggi, il numero 10 Astolfi ed il numero 19 Chiappelli. L'arbitro si prepara per la palla 2. Alzata e primo possesso per Reggio Emilia con Malagatti che gestisce il pallone. La passa Chiappelli in post basso, prova il canestro Germani e trova 2 punti al tabellone. Primo canestro subito per Reggio Emilia che va sul 2-0. Tanto Pindalpos 1 contro 1, passaggio a Muner, Antelli si accentra 1 contro 1, il tiro di Antelli sbaglia, rimbalzo però di Muner che arretrando tira, sbaglia, rimbalzo ancora di Carlesso che si trova in mezzo a 3, deve uscire, passaggio fuori per Muner da 3 punti, sbaglia e fallo però commesso, ancora rimbalzo dal numero 19 Chiappelli ai danni di Andrea Carlesso e una nuova azione d'attacco, 14 secondi sul tabellone 24 per la Ruckers Sanve, che ha trovato 2 rimbalzi consecutivi ma non è riuscita a concludere con i 2 punti. Intanto Daniele Masocco va a canestro, sbaglia, rimbalzo ancora però per Carlesso che commette però infrazione di passi e quindi palla persa. Peccato per 2-3 canestri sbagliati per la squadra di casa che banalmente ha sbagliato appoggi al tabellone. Tanto subito palla a Chiappelli, passaggio a Malagutti che si allarga, passaggio skip e poi in posta basso sempre a Chiappelli che segna 2 punti al tabellone, ancora troppo facili. 4-0 il punteggio a favore degli ospiti. Tanto Carlesso 1 contro 1 in post, facciamo fuori Antelli, fuori a Pindalpos, finta, tiro da 2 punti di Pindalpos sbagliato ancora dalla squadra di casa e ripartenza per Astolfi, passaggio a Germani che prova l'1 contro 1 contro Antelli, più piccolo di lui, però riesce a bene il raddoppio di Carlesso che intercetta la palla e riparte allora Pindalpos. Antelli prova l'1 contro 1, deve riallargarsi a Muner in centro, Pindalpos, pick and roll con Muner, buon pick and roll, Muner sbaglia anche lui da solo, libero da sotto, poca concentrazione in questo inizio per la Ruckers Sanve che sbaglia dei canestri banali. E allora Reggio Emilia prova a allungare ancora, parte in 1 contro 1 Puggi ma subisce fallo e sarà allora rimessa, fallo commesso credo da Muner, quindi rimessa dal fondo per Reggio Emilia, anzi no scusate, da Carlesso il fallo. Esce Astolfi che prova il tiro sbagliato, rimbalzo però di Chiappelli che subisce la stoppata da Carlesso, allora può ripartire la squadra di casa con Antelli in regia, passaggio a Masocco, salire i blocchi per liberare Pindalpos, riesce a liberarsi, prova l'arresto, il tiro sbaglia, rimbalzo di Malagutti che non riesce a gestire la palla e anche con un po' di sfortuna esce, sarà rimessa al fondo per la Ruckers Sanve. Masocco, nuovo per Antelli in centro al campo, Muner consegnato ancora a Antelli, pick and roll di Antelli con Carlesso, arresto, tiro, sbaglia anche questo
È un inizio molto difficile per Luca Sanve, che non riesce a trovare la via del canestro, pur trovando spesso la conclusione, anche con buoni tiri. 1 contro 1 di Puggi contro Carlesso, e aveva segnato Puggi, ma l'arbitro vede un'infrazione di passe, quindi palla persa. Sempre 4-0 dopo 4 punti velocissimi di Reggio Emilia. Si è un po' fermata la partita negli ultimi 2 minuti. Nessuna delle due squadre segna. Intanto Rucker Sanve, pin dal post, prova la tripla, pin dal post, si sblocca finalmente la Rucker Sanve con il suo capitano Pino, pin dal post, che segna la prima tripla di serata. Carlesso in difesa su Puggi. Palla in post a Chiappelli, che prova ad attaccare 1 contro 1, subisce fallo mentre provava a tirare da Carlesso, scusate, da Muner. Saranno 2 tiri liberi per Chiappelli. Primo tiro libero sbagliato da Chiappelli, che dai liberi ha un 67% in stagione. Non granché. Solo tiro libero invece a segno, 1 su 2 per Chiappelli. Riparte subito veloce in transizione Rucker Sanve. Passaggio a Muner, Antelli, pick and roll con Muner, fallo in uscita dal blocco di Germani, che va addosso ad Antelli nel flash e commette fallo. Rimessa consegnata a pin dal post. Antelli, pin dal post ancora, si accentra, passaggio a Masocco, 1 contro 1 di Masocco e fallo commesso da Chiappelli. Saranno 2 tiri liberi per Masocco. Buona penetrazione da parte del numero 12 di casa. Cambio nelle file della Reggio Emilia. Entra il numero 15 Gurini ed esce Astolfi. Segna il primo tiro libero Masocco. Due su 2 di Masocco, che porta il punteggio in parità, 5 pari dopo circa 4 minuti dall'inizio della partita. Riesce a uscire bene Reggio Emilia da un accenno di pressing da parte del Rucker Sanve. Gurini, passaggio a Farioli, che prova il tiro, sbaglia, rimbalzo però di Gurini, passaggio per Malagutti, che prova l'1 contro 1 contro Masocco, pick and roll insieme a Puggi, ma Masocco prima commette fallo proprio ai danni di Malagutti. Sarà rimessa dal fondo. Cambio anche per la Rucker Sanve, esce Muner ed entra Buscaino. Malagutti dalla linea 3 punti attacca, si ferma, passaggio 3 secondi alla fine, non riesce a tirare ma sbaglia Gurini. Rimbalzo però proprio di Farioli, che riesce a tirare, subisce fallo. Saranno 2 tiri liberi per Guarioli. Scusate, Farioli. Ancora un cambio per Reggio Emilia. Entra il numero 7 Bertolini ed esce il numero 18 Germani.
Quindi 2 tiri liberi per Farioli, che in stagione ha il 79% dei liberi. Primo infatti a segno per Farioli. Due su 2 per il numero 8 di Reggio Emilia e più 2 per la sua squadra. Antelli porta sul pallone, passaggio a Buscaino. Carlesso, Masocco, 1 contro 1 proprio di Masocco, che non riesce però ad arrivare fino in fondo, a tornare indietro. Passaggio ad Antelli, che prova l'1 contro 1 a pochi secondi dalla fine e subisce fallo mentre andava a tirare. Probabilmente saranno 2 tiri liberi, vediamo cosa la decisione dell'arbitro. No, viene considerato fallo prima e sarà rimessa dal fondo. Rimessa affidata ad Antelli, pin dal post, riceve palla di nuovo per Antelli, che si accentra, passaggio a Buscaino. Pin dal post che era andato in centro area, aveva preso buona posizione, subisce fallo dal neo entrato Bortolini e saranno 2 tiri liberi. Rucker Sanve, un altro cambio, esce Masocco, entra Rossetto. Segna il primo tiro libero, pin dal post. Segna anche il secondo e riporta la gara in parità a 5 minuti dalla fine del primo quarto. Ultimo accenno di pressing la Rucker Sanve, Reggio Emilia riesce a oltrepassare la linea di metà campo e torna ad attaccare con 13 secondi alla fine dei 24. Buscaino difende bene su Farioli, che però riesce con un buon movimento in post basso a trovare 2 punti al tabellone. Buscaino, pin dal post, 1 contro 1 di pin dal post, palla Buscaino a 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Malagutti che riparte e prova un pick and roll con Puggi e subisce fallo proprio Puggi. Ci saranno 2 tiri liberi. Fallo commesso da Antelli, secondo fallo personale. Tiro libero segno per Puggi. Si prepara per il secondo. Porta più 4 Puggi, il Reggio Emilia, 11-7. Rossetto, si preparano 2 cambi per la Rucker Sanve. Antelli, 1 contro 1, passato fuori a Rossetto, liberissimo da 3 punti. La tripla a segno per Rossetto, che non fallisce l'opportunità. È lasciato solissimo da Reggio Emilia. Ha sbagliato qualche rotazione in difesa. Intanto zona per Rucker Sanve. Passaggio skip però da 3 punti per Malagutti, liberissimo anche lui e segna. Si lamentano per un fallo in attacco su un blocco non visto però dall'arbitro in questo caso. Rossetto, 1 contro 1, passaggio fuori a pin dal posto, invece intercetta Puggi la palla, riparte Bertolini. Passaggio a Puggi, 1 contro 1 contro Carlesso, tiro di Puggi sbagliato ma subisce fallo durante il tiro a Carlesso. Saranno 2 tiri liberi. Cambio Rucker Sanve, triplo cambio, entrano Muner, Fazioli e Barbone, escono pin dal posto Carlesso e Antelli. Cambio anche per Reggio Emilia. Dopo il tiro libero probabilmente.
anzi no, esce Malagutti ed entra Veccia. Primo tiro sbagliato, questa volta da Puggi, che prende il secondo ferro ed esce. Segna invece il secondo libero, porta su più 5 Reggio Emilia. Rossetto ancora libero da 3 punti, questa volta tira malissimo, non tocca neanche il ferro. Rimbalzo facile da parte di Reggio Emilia, che riparte proprio con Bertolini, 1 contro 1, fuori ancora per Bertolini a 3 punti, sbaglia il rimbalzo però di Puggi, fuori ancora per il appena entrato Veccia, che sbaglia però la tripla. 2 triple sbagliate in sensazione per Reggio Emilia, e riparte allora Luca Sanve. Barbon per Buscaino, 1 contro 1 di Buscaino, gli scivola però il pallone ed esce. Palla persa per la Rucker Sanve. Bertolini, difeso bene da Rossetto, e ruba palla a Barbon, che non riesce ad andare a concludere perché gli tocca da dietro il pallone Gurini, e allora sarà rimessa dal fondo 20 secondi alla fine di 24 per Rucker Sanve. Fazioli, Muner, ancora Fazioli per Rossetto, Fazioli ancora, Barbone 1 contro 1, prova il tiro in estremis, sbaglia, brutto attacco questa volta della Rucker Sanve, che non è riuscito a trovare una conclusione da libera. Allora Puggi in attacco, passaggio a Veccia, che prova l'1 contro Muner, fuori il passaggio a Gurini, palleggiando butta la palla sul piede di Fazioli, e quindi palla ancora per Reggio Emilia. Time out chiamato proprio dal coach di Reggio Emilia sul punteggio di 10-15 per la squadra d'ospite. Entrano in campo le due squadre, sarà rimessa laterale per Reggio Emilia con 3 secondi rimanenti per questa azione, quindi dovrà trovare un tiro veloce. Passaggio a Bertolini, 1 contro 1, va a tirare e sbaglia, rimbalzo però ancora nelle mani della squadra ospite, che può riorganizzarsi per una nuova azione. Bertolini ancora, passaggio per Veccia, che prova l'1 contro 1 fuori per Puggi, prova la tripla sbagliata, rimbalza invece questa volta preso da Rossetto, riparte, brutto passaggio però di Fazioli per Barbon, che non sta guardando, intercettato e contropiede riuscito con 2 punti per Gurini. Si arrabbia giustamente coach Volpato, tutta questione di disattenzione per la squadra di casa, che non deve sprecare questi palloni così facilmente. Fallo commesso da Puggi ai danni di Buscaino, che aveva provato l'1 contro 1 in post basso. Saranno 2 tiri liberi per Buscaino, 1 minuto e 15 secondi alla fine del primo quarto, risultato 17-10 per squadra ospite. Buscaino si presenta con un 50% sui tiri liberi, non sempre è preciso, infatti sbaglia il primo dei 2 tiri liberi. Segna invece il secondo, 1 su 2 per Buscaino, si conferma
quindi la percentuale del 50%. Riesce una pressione Lukas Sandberg, è riuscito Rossetto a rubare il pallone, poi per non uscire ha dovuto lanciare la palla un po' dove capitava ed è riuscito a intercettarlo un giocatore di Reggio Emilia. Intanto Fazioli commette fallo e saranno altri 2 tiri liberi per Reggio Emilia a causa del bonus. Due tiri liberi per Bertolini, abbastanza preciso di solito, prima infatti tiro libero segnato. Secondo assegno, 2-2 per Bertolini, più 8, massimo vantaggio per Reggio Emilia. Muner, Buscaino, 1 contro 1 in posta di Buscaino, prova il tiro indietreggiando, sbaglia però. E allora riparte Bertolini, difeso da Rossetto. Passaggio per il numero 8 che segna 2 punti tirando dalla linea della lunetta. Farioli porta più 10 Reggio Emilia. Barbon libero, prova il tiro, segna 2 punti importanti, meno 8 Lukas Sandberg, 7 secondi alla fine del primo quarto. Bertolini 1 contro 1 va a tirare, non riesce invece a tirare e allora è finito, finisce qui il primo quarto, risultato di 21-13 per gli ospiti, meno 8 per la Lukas Sandberg. Rientra in campo le squadre per il secondo periodo di gioco. La Lukas Sandberg rientra con Barbon, Pindal, Pos, Fazioli, Carlesso e Muner. Reggio Emilia invece con Farioli, Bertolini, Gurini, Veccia e Germani. Ricordiamo meno 8 per la squadra di casa, 13-21. Primo possesso in questo caso per Lukas Sandberg che aveva perso la palla 2 iniziale. Barbon, Pindal Pos, 1 contro 1 sul fondo di Pindal Pos, fuori per Fazioli, riesce a passarla Barbon che va a tirare 2 punti al tabellone. Poteva starci anche il fischio dell'arbitro che però lascia andare. E allora 2 punti per Barbon. E palla in mano a Reggio Emilia. Posto da basso per Farioli che prova il tiro, segna ancora 2 punti Farioli dal mezzo angolo. Fazioli, Barbon, Carlesso, Fazioli, pick and roll con Carlesso, imposta ancora Carlesso, non riesce Carlesso a concludere per un tocco sulla palla di un avversario. Allora la palla recuperata per Reggio Emilia, 1 contro 1 di Germani che prova ad andare a tirare, viene però toccata durante il tiro la palla da Muner ed esce, allora sarà rimessa dal fondo per Reggio Emilia. Cambio sia per Reggio Emilia che a Lukas Sandberg e esce per la squadra ospite Bertolini ed entra Chiappelli, invece per Lukas Sandberg entra Antelli ed esce Fazioli. Tiro da 3 punti di Veccia che a sorpresa mette una tripla. La Lukas Sandberg non era rientrata bene in difesa sulla rimessa e subisce 3 punti. Pindal Pos da 2 segna anche lui da 2 punti. 17-26, meno 9 Lukas Sandberg. Sono passati 2 minuti dall'inizio del secondo quarto. Gurini in post basso per Farioli, passaggio
a Veccia, che però era con un piede fuori dalla linea del campo, e quindi palla persa. S'ha rimessa, segnata Muner. Antelli. Muner. Carlesso. Pin dal post. Prova l'1 contro 1 a tutta la quarto di campo libero per provarci. Deve rindreteggiare però. Passaggio a Barbon fuori per Muner dall'angolo. La tripla di Andrea Muner. -6 Ruckersanve. Buona tripla di Muner. In questa stagione ha messo un bel po' di triple dall'angolo. Non riesce però su una spalla sporca a recuperare la Ruckersanve. Invece riesce con un guizzo Gurini a trovare il pallone, a segnare 2 punti facili. 1 contro 1 di pin dal post fuori a Barbon. Ancora Antelli, pin dal post, Barbon, buon giro di palla a Ruckersanve, la tripla di Barbon sbaglia, cerca il rimbalzo, Carlesso invece riesce a averla meglio Chiappelli. Adesso difesa zona per la Ruckersanve. 3-2, prova il tiro, Chiappelli lasciato libero da 2 punti, segna +10 Reggio Emilia. Brutto passaggio di Antelli, ancora poca concentrazione dei giocatori di Ruckersanve. Intercettato il pallone, 2 punti facili in contropiede. Non deve sbagliare queste cose la squadra di casa per cercare di restare attaccata a Reggio Emilia, che va sul +12. Time out per Kosovo Volpato. Ancora di nuovo in campo le squadre dopo il time out chiamato a Coach Volpato. Sarà rimessa dal fondo Ruckersanve dopo il contropiede di Reggio Emilia. Vediamo da come esce la squadra di casa da questo time out. Deve trovare la concentrazione che finora non è riuscita a trovare. Passaggi sempre al limite dell'errore. Pin dal post, Antelli. Ancora pin dal post, libero da 3 punti, prova, sbaglia però. Rimbalzo di Chiappelli che riparte, passaggio a Veccia che può controllare la palla e creare una nuova azione d'attacco. Puggi, cambio, intanto si prepara Varaskin per Volpato. Passaggio fuori per Chiappelli che prova la tripla, sbaglia. Questa volta Chiappelli, subito riparte in contropiede Ruckersanve. Passaggio buono di pin dal post per Antelli. L'arbitro non ha visto un fallo commesso da pin dal post ai danni di Chiappelli, abbastanza evidente, ha allargato il braccio. Lasciato correre questa volta l'arbitro. Tanto Antelli toglie la palla dal canestro, ma l'arbitro convalida il canestro, quindi 2 punti per Reggio Emilia, sempre +12. È uscito Muner ed è entrato Varaskin per la Ruckersanve, come detto in precedenza. Antelli, Masocco per pin dal post che riceve e mette un piede fuori dal campo, quindi ancora palla persa per la Ruckersanve. 5 minuti e 40 alla fine del secondo quarto, sempre +12 Reggio Emilia, che adesso ha il pallone in mano per allungare ancora. Malagutti per entrato, passaggio a Chiappelli fuori per Puggi, prova la tripla Puggi, sbaglia per rimbalzo del capitano, pin dal post, passaggio per Antelli che prova subito l'1 contro 1, passaggio, era riuscito a passare la palla a Carlesso sotto canestro, ma subisce il primo fallo Antelli da parte di Malagutti e sarà allora rimessa dal fondo. Cambio, Ruckersanve, entra Buscaino ed esce Carlesso. Masocco ancora per Antelli, Varaskin
consegnato a pin dal post. Masocco 1 contro 1, passaggio a pin dal post, Buscaino 1 contro 1 fuori, Varaschin ancora lui 1 contro 1, perde ancora un pallone in passaggio. Rukersanve sbaglia però il tempo del tiro dalla parte opposta a Veccia, riesce Rukersanve a trovare un canestro facile in transizione con Varaschin che appoggia a tabellone, meno 10 per il Sanve. Veccia per Malagutti, fallo di pin dal post fischiato dall'arbitro ai danni di Malagutti. Sarà rimessa laterale per Reggio Emilia. Veccia 1 contro 1 contro Masocco, si allarga a 5 secondi, passaggio a Puggi che va a segnare 2 punti facili al tabellone, più 12 ancora per Reggio Emilia. Buscaino, pin dal post, pick and roll con Buscaino, prova la tripla, pin dal post, è stato libero, sbaglia però, prova il rimbalzo Varaschin, non riesce però a controllare il pallone. Allora Reggio Emilia con Chiappelli, passaggio a Puggi, fuori per la tripla, segno di Germani che porta più 15 Reggio Emilia a 3 minuti e mezzo dalla fine del secondo quarto. Passaggio a pin dal post, fuori per Varaschin, ancora 1 contro 1, Antelli sbaglia ancora il passaggio, Antelli recuperato, tocca la palla, abbastanza evidente, pin dal post. L'arbitro invece fischia fallo. Sarà rimessa per Reggio Emilia, cambio, entra Fazioli, esce Antelli. Veccia per Malagutti, Chiappelli per Puggi che prova la tripla, sbaglia però questa volta Puggi, lo riparte Fazioli, contropiede, fallo commesso da Veccia ai danni di Fazioli che ha rischiato molto cercando una virata, ha rischiato di perdere il pallone, subisce però fallo da parte di Veccia, sarà rimessa laterale per Masocco. Fazioli per Varaschin, consegnato ancora a Fazioli, pick and roll di Fazioli con Buscaino, liberissimo a 3 punti, storta la palla e tocca il ferro ma esce. Rimessa per Reggio Emilia. Germani, passaggio a Veccia, fallo però lontano dalla palla commesso da Buscaino, sarà rimessa al fondo per Reggio Emilia con 18 secondi sul tabellone dei 24. Cambio Reggio Emilia, esce Puggi, dentro a Farioli. Palla per Chiappelli che prova a tirare da sotto, sbaglia però, allora contropiede Rukersanve, Fazioli deve rallentare però riesce a trovare il pin dal post che tira la lunetta, viene da lunetta e segna 2 punti importanti, meno 13 e zona chiamata da coach Volpato, 2-3
Malagutti, Farioli, fuori ancora per Malagutti, ancora Farioli, Malagutti, tiro sbagliato da Germani, e allora palla ancora Lukersanve, pin dal post si accentra, Varaschin ancora pin dal post, pick and roll con Buscaino, passaggio a Varaschin, 1 contro 1 fuori per Fazioli, libero a 3 punti, sbaglia ancora il rimbalzo, in 2 erano andati a rimbalzo della Lukersanve, nessuno dei 2 riesce a controllare il pallone, allora Beccia, Chiappelli, Germani, Malagutti, sempre zona Lukersanve, Beccia 1 contro 1 fuori, liberissimo, Farioli che mette la tripla del più 16 per Reggio Emilia, in post per Buscaino, prova a tirare e ancora un fallo non fischiato dall'arbitro, questo abbastanza evidente, ormai il terzo fallo di seguito che non fischia l'arbitro. Riparte comunque in attacco Reggio Emilia, intercetta la palla Varaschin e sarà rimessa al fondo per Reggio Emilia. Doppio cambio Reggio Emilia, entrano Bertolini e Guaurini, escono Chiappelli e Germani. Per Lukersanve entra invece Masocco ed esce pin dal post. Fallo in attacco fischiato al entrato Gurini, commesso ai danni di Rossetto. Allora palla gli ultimi 55 secondi prima della pausa lunga, palla Lukersanve, Fazioli, Masocco, Varaschin, ancora Masocco, 1 contro 1 Masocco, va su Masocco e segna 2 punti al tabellone, meno 14 per Sanve. Malagutti, 30 secondi alla fine del secondo quarto. Gurini, palla quasi rubata da Fazioli, non riesce però ad entrare, allora sarà rimessa dal laterale per Reggio Emilia. Palla rubata invece in questo caso dalla Lukersanve, riparte contropiede, va a tirare, sbaglia però Fazioli malamente, palla persa ancora per Lukersanve, time out chiamato da Reggio Emilia. Ultimi 12 secondi alla fine del secondo quarto, sarà Reggio Emilia ad avere probabilmente l'ultima azione prima della pausa lunga. Alza un po' la difesa Lukersanve che probabilmente farà una zone press. 10, 9, 8 secondi, palla in mano a Bertolini, pick and roll con Farioli e fallo però prima commesso da Buscaino. Sarà rimessa, non era in bonus Lukersanve, quindi sarà rimessa dal laterale. 4 secondi disponibile per il tiro a Reggio Emilia. Ancora Bertolini, tripla di Bertolini e fallo sulla tripla commesso da Varaschin. Saranno 3 tiri liberi. Discutibile questa scelta dell'arbitro che a mezzo secondo della fine del secondo quarto poteva anche lasciare andare. Non si è visto bene dalla nostra postazione del contatto. Comunque 3 tiri liberi, il primo segno per Bertolini
2 su 2, Bertolini più 16. Sbaglia però il terzo, resta sul più 16 Reggio Emilia e va alla pausa lunga, risultato 28-44 per la squadra ospite. Pronti per la seconda parte della partita, 40 secondi all'inizio del terzo quarto, ricordiamo il risultato, più 16 per Reggio Emilia, 44-28. Reggio Emilia entra per il terzo quarto con Puggi, Chiappelli, Germani, Malagutti e Bertolini. Invece Ruckersanve con Muner, Rossetto, Pindalpos, Buscaino e Antelli. Tutto pronto per la rimessa laterale, palla in mano a Reggio Emilia, riparte la partita. Chiappelli, Germani, Bertolini, Puggi in post basso contro Buscaino. Chiappelli prova la tripla, sbaglia, rimbalzo di Antelli, riparte subito veloce, passaggio a Rossetto, sbagliato ancora questo passaggio intercettato da Chiappelli, il tiro sbaglia, subisce fallo proprio da Antelli. Saranno 2 tiri liberi. Saranno 2 tiri liberi per Chiappelli. Sbaglia il primo tiro libero Chiappelli. Segna invece il secondo, 1 su 2 per Chiappelli. Antelli, Pindalpos. Si accentra Pindalpos, passaggio da Antelli. Buona penetrazione di Antelli, 2 punti per il numero 10 di casa. Meno 15 per il Sanve. Malagutti, Bertolini, pick and roll con Puggi, Bertolini 1 contro 1 fuori per Germani, 1 contro 1 in post per Germani. Passaggio buono per Chiappelli che segna 2 punti facili. Libero da sotto, Buscaino per Antelli, 1 contro 1 di Antelli, fuori per Rossetto, prova la tripla Rossetto e la segna. Seconda tripla in questa partita per Rossetto. Meno 14 per il Sanve. Bertolini, 1 contro 1 fuori per Malagutti, passaggio a un post per Puggi, 1 contro 1 di Puggi, gira, fallo fischiato dall'arbitro commesso da Muner ai danni di Puggi, sarà rimesso dal fondo. 14 secondi per Reggio Emilia. Bertolini prova la tripla, Bertolini sbagliata, la palla però arriva a Malagutti, ancora per Bertolini, la tripla ancora di Bertolini, questa volta segna. Brutta difesa di Ruckersanve, non è riuscita dopo il rimbalzo a tornare una difesa. Intanto Pindalpos risponde subito a Bertolini con una nuova tripla, sempre meno 14, deve cercare difendere forte il Sanve per recuperare qualche pallone.
e accorciare lo svantaggio. 1 contro 1 di Chiappelli, sbaglia Chiappelli, intercetta la palla Antelli, esce però la rimessa ancora per Reggio Emilia. Arbitro intanto richiama Pindalpos e Bertolini per qualche contatto irregolare. Chiappelli, Germani, Malagutti, 1 contro 1, si resta fuori per Chiappelli, il tiro a 3 punti allo scadere, sbagliato, rimbalzo di Rossetto, fuori per Antelli che riparte subito in 1 contro 1, subisce fallo. Buona penetrazione di Antelli che costringe Reggio Emilia a spendere un fallo. Rimessa laterale, si prepara Pindalpos. Secondo il fallo di Malagutti. Antelli, Rossetto, doppia uscita per Pindalpos, intanto invece Rossetto penetra, il passaggio a Muner, buona azione di Rossetto che trova Muner libero e 2 punti per Andrea Muner, meno 12. Germani, Chiappelli in post, cerca il passaggio in post a Puggi, intercetta il pallone con la gamba Muner, palla fuori, rimessa dal fondo per Reggio Emilia. Malagutti, sempre lui, mancano 5 secondi, 1 contro 1 contro Antelli, riesce a tirare, sbaglia però, riesce però a rimbalzo, ancora il tiro di Malagutti, sbaglia e sarà rimessa dal fondo per Uckersanve. Antelli, 1 contro 1 di Antelli che va su e segna altri 2 punti. Brutta difesa di Reggio Emilia che non trova le misure in questo inizio di terzo quarto e si fa recuperare 6 punti, meno 10. Uckersanve che si avvicina. Malagutti per Germani, ancora Malagutti, fallo in attacco fischiato dall'arbitro ai danni di Bertolini e palla recuperata ancora una volta da Uckersanve che è partita bene nei primi 4 minuti di questo terzo periodo, più concentrata e convinta di cercare di recuperare. Pindalpos, fuori per Rossetto, 1 contro 1 di Rossetto, sul fondo si arresta il tiro di Rossetto corto, sbaglia, rimbalzo di Germani e fallo commesso da Chiappelli a rimbalzo, quindi sarà ancora palla per la Uckersanve. Bravo Rossetto ad andare a rimbalzo, Chiappelli non se l'aspettava e ha dovuto commettere un fallo anche ingenuo perché la palla è andata da tutt'altra parte. Comunque rimessa per Uckersanve, è uscito anche proprio Chiappelli ed è entrato Farioli. Antelli, pick and roll con Buscaino, Corantelli sempre con la palla in mano, però l'1 contro 1 si arresta, il tiro buono, 2 punti ancora per Antelli che in questo momento sta un po' trascinando la squadra di casa verso il recupero. Meno 8, passaggio in posta per Germani, fuori per Puggi, ancora Malagutti, buon giro di palla di Reggio Emilia che trova il buon tiro a 3 di Bertolini che però sbaglia e la palla esce, sarà ancora rimessa per Uckersanve. Antelli, sempre con la palla in mano, passaggio a Buscaino, Rossetto, 1 contro 1, brutto passaggio di Rossetto che non trova Pindalpos, la palla recuperata da Bertolini. Germani per Malagutti, 1 contro 1,
fuori per Puggi, il tiro di Puggi, il canestro di Puggi. Anche in questo caso l'arbitro decide di non fischiare. Un fallo in attacco di Malagutti che si aiuta con il braccio. 1 contro 1 di Buscaino, fuori per Muner, la tripla di Muner corta, rimbalzo di Puggi che la passa a Malagutti. 1 contro 1 ancora di Malagutti, esce passaggio in posta a Puggi, viene raddoppiato, fuori, buon giro di palla, Germani, la tripla sbagliata, rimbalzo però ancora, Bertolini fuori per Puggi, il tiro di Puggi e canestro, 2 punti, torna a trovare il canestro Reggio Emilia con 4 punti consecutivi, più 12. Torna a doppio vantaggio, su doppia cifra. Fallo in attacco fischiato dall'arbitro commesso da Buscaino. Cambio allora per Lucas Sanve, entra Carlesso e Barbone, escono Buscaino e Pindal Pos. Pindal Pos deve uscire per una ferita sul ciglio. Peccato, deve uscire Pindal Pos dal terreno di gioco. Vediamo se non è nulla di grave. Speriamo che non sia nulla di grave. Bertolini. 1 contro 1 di Farrioli. Commette prima il fallo, però Muner sarà rimessa laterale. Stato time out chiamato da coach Volpato. Ricordiamo più 12 Reggio Emilia. Tre minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. Palla in mano a Reggio Emilia con 14 secondi sul tabellone dei 24. 42-54 il punteggio a favore della squadra ospite. Malagutti, passaggio al neoentrato Gurini che prova l'1 contro 1, sbaglia, rimbalzo di Muner. Antelli. 1 contro 1 di Antelli ancora, ma bruttissima difesa di Malagutti che ancora una volta lascia l'iniziativa ad Antelli che continua a macinare punti. Si può fare un altro cambio a Rucker Sanve, entrerà Masocco, fatto il tiro proprio di Malagutti da 2 punti che si fa perdonare a metà della brutta difesa di prima. Era una tripla quella di Malagutti, non un tiro da 2. Tanto fallo commesso da Farrioli, danni di Rossetto. Cambio, esce proprio Rossetto ed entra Masocco. Messa laterale per il Sanve. Meno 13. Tutte le due squadre adesso sono in bonus, quindi ogni fallo saranno 2 tiri liberi. Antelli 1 contro 1, passaggio a Carlesso. Il tiro di Carlesso buono, 2 punti per Carlesso. Questa serata ha fatto un po' fatica a trovare la via del canestro, complice anche la strapotenza fisica degli avversari. Il passaggio in posta a Puggi, 1 contro 1 di Puggi, fuori, Malagutti, giro palla, buono, Gurini, prova la tripla, sbaglia, rimbalzo di Barbon, buono, allora Antelli, passaggio per Masocco, sbagliato da parte di Antelli. Allora Malagutti.
Palla persa da Malagutti. Palla recuperata da Rucchersanve, cambio sia per Rucchersanve che per la squadra ospite. Entra Fazioli e Sciantelli, e di là per Reggio Emilia entra Chiappelli ed esce Puggi. Fazioli, Masocco, fallo evidentissimo di Farioli ai danni di Carlesso. Saranno 2 tiri liberi. Primo tiro libero a segno per Carlesso. Un'ottima media, l'88% in stagione. Raramente sbaglia. 2 su 2 per Carlesso. Porta a -9 lo svantaggio del Sanve. Prova una pressione Rucchersanve, riesce Malagutti a passare la metà campo. Rimangono però 14 secondi. Difesa a zona per la Rucchersanve. Sempre 2-3. Fuori per Gurini, fallo però commesso da Barbon. Sono 2 tiri liberi. Due tiri liberi per Gurini. 1 minuto e 10 secondi alla fine del terzo periodo. Primo tiro libero a segno per Gurini. Secondo segno, 2 su 2 per Gurini. Riporta al più 11. Vantaggio di Reggio Emilia. Masocco. Una serie di blocchi per liberare Barbon. Barbon 1 contro 1. Fallo commesso da Gurini. Saranno 2 tiri liberi ancora per Barbon. Cambio, entra Germani, esce Malagutti per l'ultimo minuto di gioco di questo terzo periodo. Barbon si presenta col 100%, la percentuale dei liberi. Infallibile in stagione. Segna infatti il primo tiro libero. Si prepara intanto Varaschin ad entrare, probabilmente per Muner. Segna anche il secondo, 2 su 2. Infatti entra Varaschin, esce proprio Muner. Farioli. Ancora Farioli. 1 contro 1, si ferma. Passaggio a Veccia. Ancora Veccia, sempre difesa a zona per la Rucchersanve. Passi fischiati dall'arbitro. Ingenuità di Veccia che commette un'evidente infrazione di passi. Time out Rucchersanve per creare le ultime azioni di questo terzo quarto. Ultimi 45 secondi di questo terzo quarto. Palla in mano alla Rucchersanve. -9, 50-59 per Reggio Emilia. Fazioli, Barbon, Varaschin, ancora Fazioli. Doppio blocco per liberare Barbon, non riesce però a ricevere palla. Allora Varaschin 1 contro 1, il tiro di Varaschin sbagliato, rimbalzo di Veccia. Sempre Veccia in possesso del pallone, 10 secondi alla fine. Passaggio fuori per Farioli, 1 contro 1. Fuori per Gurini, il tiro da 3 punti, segna 3 punti, 3 secondi alla fine, 2 per Masocco. Deve tirare Masocco, il tiro sbagliato di Masocco all'ultimo secondo. Finisce qui il terzo periodo dopo la tripla finale di Reggio Emilia.
riporta il punteggio a più 12, 50-62. Si prepara le due squadre a entrare per l'ultimo periodo di gioco. Ricordiamo il risultato più 12 Reggio Emilia. Buona reazione nel terzo quarto da Rucker Sanve, però non è riuscita a recuperare totalmente lo svantaggio iniziale di 16 punti creato nei primi due quarti. È riuscita a recuperare 4 punti, adesso deve dare il tutto per tutto per cercare di portare la gara negli ultimi minuti in un punteggio di parità e cercare di portarla a casa in tutti i modi. Fazioli, Carlesso, consegnato a Barbon, Masocco, 1 contro 1 di Masocco, passaggio a Fazioli, Varaschin per Barbon, passaggio però sbagliato di Varaschin per Barbon, troppo alto il passaggio, palla persa per il Sanve. Gurini per Malagutti, passaggio in post per Germani, ancora Malagutti, però la tripla, sbaglia la tripla, rimbalzo di Fazioli. Masocco qua rischia di perdere il pallone, riesce a controllarlo, passaggio a Carlesso, ancora per Masocco, Fazioli, però la tripla Fazioli, sbaglia però la tripla che viene sputata dal ferro, allora rimbalzo, riparte Malagutti. Buon passaggio da parte di Farioli per 2 punti facili al Germani, più 14 Reggio Emilia. Masocco, Carlesso, in posta va a commettere infrazione di passi. Sbaglia in penetrazione Chiappelli, che non riesce a trovare il canestro. Rimbalzo allora per la Rucker Sanve che riparte con Masocco. Barbon prova la tripla sbagliata, rimbalzo di Carlesso, sbaglia però anche Carlesso il tiro e rimbalzo di Chiappelli. Clamoroso errore di Carlesso che da sotto sbaglia un canestro da libero, completamente libero. Chiappelli, post ancora per Chiappelli, fuori per Malagutti, 1 contro 1, palla fuori e palla persa. Malagutti perde il pallone, sarà rimessa al fondo Rucker Sanve. Doppio cambio per coach Volpato, escono Varaschin e Fazioli, entrano Muner e Antelli. Post per Carlesso, Masocco, 1 contro 1 di Masocco, si arresta il tiro di Masocco, sbaglia, rimbalzo di Carlesso, 2 punti, questa volta non sbaglia, Carlesso da sotto, meno 12 Rucker Sanve. Uno contro 1 di Gurini, passaggio a Chiappelli che non riesce a tirare, si gira, tira e subisce fallo da parte commesso da Carlesso. Terzo fallo di Carlesso, saranno 2 tiri liberi per Chiappelli. Primo canestro segnato, primo tiro libero segnato per Chiappelli.
secondo invece sbagliato, riparte Lorantelli, Carlesso, Masocco, Muner, Corantelli. Masocco prova la tripla, Masocco sbaglia, rimbalzo di Germani, riparte Malagutti, passaggio a Germani. Uno contro uno di Germani, palla per Chiappelli, toccata da Muner e allora palla ancora per Reggio Emilia. Gurini prova il tiro, sbaglia, rimbalzo però di Farioli. Malagutti, 7 secondi, prova l'1 contro 1. Fuori per palla era uscita a Germani che però tocca la linea di fondo campo. E quindi palla per Rucchersam. Antelli. 6 minuti alla fine della partita. Sempre più 13 per Reggio Emilia. Antelli, 1 contro 1. Passaggio fuori a Masocco. Finta di tiro, ancora 1 contro 1. Fuori per Muner. Lui però invece tira da 3, sbaglia, rimbalzo di Chiappelli. Germani. Passaggio per Gurini, prova la tripla e segna Gurini. Time out chiamato da coach Volpato. Ultimi 5 secondi e mezzo a fine della partita. Fino a questo momento resta in controllo Reggio Emilia sul più 16. Uno contro uno di Masocco, prova il passaggio ma palla persa, recuperata da Malagutti e fallo commesso da Masocco. Germani, Bertolini per Malagutti. 1 contro 1 di Malagutti contro Buscaino. Passaggio a Farioli. Malagutti prova la tripla, segna tripla Malagutti. Più 19 per Reggio Emilia, difficile prevedere in questi ultimi 4 minuti e mezzo un ribaltamento della partita. Rimessa laterale per Rucchersam. Riparte la partita dopo che l'arbitro l'aveva fermata per un errore del tavolo nel tabellone del punteggio dei secondi. Post 1 contro 1 di Buscaino. Buon passaggio per Masocco che viene spinto al momento del tiro e allora saranno 2 tiri liberi per Daniele Masocco.
Sbaglia il primo tiro libero Masocco. Sbaglia anche il secondo. 0 su 2 per Masocco. Si proverà intanto Rossetto probabilmente ad entrare proprio per Masocco. Malagutti, buon passaggio per Puggi che va a tirare, sbaglia ma subisce fallo, saranno 2 tiri liberi anche per lui. Come preannunciato, ecco il cambio, esce Masocco, entra Rossetto. Segna il primo tiro libero Puggi. Sbaglia però il secondo, rimbalzo di Antelli che riesce a salvare la palla. Pindal Post. Rossetto, pick and roll con Buscaino. Rossetto 1 contro 1, fallo lontano dalla palla, fischiato ai danni di Puggi, commesso su Buscaino, rimessa al fondo per il Sanve. Antelli, Rossetto, Buscaino, ancora Antelli, prova il tiro, Antelli completamente sbagliato, riesce però a prendere il rimbalzo Buscaino che subisce fallo, saranno 2 tiri, anzi rimessa dal fondo. Sarà rimessa al fondo Rucker Sanve, altri 14 secondi sul tabellone 24. È riuscito a intercettare la palla Antelli ma non riesce a controllarla, quindi sarà ancora rimessa per Reggio Emilia. Bertolini 1 contro Pindal Post, pick and roll con Puggi. Fallo in attacco fischiato contro Germani ai danni di Rossetto. Antelli, pick and roll con Carlesso, post proprio per Carlesso che prova l'1 contro 1, viene raddoppiato fuori per Buscaino, 1 contro 1 Buscaino, prova il passaggio, viene intercettato da Germani che però, scusate, da Farioli che però la butta fuori, sarà rimessa dal fondo per la Rucker Sanve, 9 secondi disponibili per l'azione. Cambio per Reggio Emilia, entra Gurini ed esce Germani. Nuovamente è una rimessa per il San Damiano. Antelli 1 contro 1 va a tirare, commette fallo però Gurini, saranno 2 tiri liberi per Antelli. Segna il primo tiro libero Antelli.
segna anche il secondo. 54-72 per Reggio Emilia a 3 minuti alla fine della partita, che sembra ormai decisa. Puggi, Bertolini, palla in mano, passaggio a Malagutti, ancora Bertolini. Buon giro di palla di Reggio Emilia, che riesce a trovare un tiro da libero di Gurini, che sbaglia però la tripla. Lorantelle, pin del post, prova a tirare la tripla, sbaglia però. Rimbalzo di Carlesso che prova a tirare, viene stoppato da Puggi, però rimessa ancora laterale per Rukersanve. Cambio Rukersanve, escono pin dal post Buscaino, entrano Muner e Barbon. Buona rimessa Rukersanve, che trova libero Muner, che viene fermato regolarmente, quindi saranno 2 tiri liberi per Muner. Cambio anche per Reggio Emilia, esce Farioli, entra Chiappelli. Sbaglia il primo tiro libero Muner. Sbaglia anche il secondo, 0-2 per Muner. Rimbalza però di Carlesso, che prova a tirare 2 punti, e dopo il primo errore il secondo rimbalzo, questa volta segna e subisce anche il fallo. Sarà un tiro libero supplementare per Carlesso. Sbaglia però Carlesso, il primo tiro libero, va a rimbalzo e segna un canestro abbastanza fortuito. Contropiede facile però. Una serie di azioni molto veloci, dopo un contropiede di Reggio Emilia, una stoppata subita da Carlesso. Adesso Reggio Emilia torna a controllare la palla, 1 minuto e 50 alla fine della partita. Tripla provata da Malagutti, sbaglia. Rimbalza però sempre di Reggio Emilia. Ancora Malagutti, palla in mano, 1 contro 1, fallo commesso da Carlesso, sarà rimessa laterale. Malagutti, 1 contro Antelli, viene aiutato Antelli da Rossetto, torna a essere, prova il tiro, Bertolini che segna la tripla, il più 19. Cambio, esce Antelli, entra Masocco, per Reggio Emilia invece esce Puggi ed entra Ferrari. Masocco, Muner, Rossetto, 1 contro 1 di Rossetto, prova ad andare su, commette fallo. Ci saranno 2 tiri liberi per Rossetto. Quinto fallo di Chiappelli, che esce, entra Puggi al suo posto, sbaglia il primo tiro libero Rossetto. Brutta serata per i tiri liberi di Rukersanve.
brutta percentuale questa sera. Segna il secondo invece tiro libero Rossetto. 1 minuto circa alla fine della partita, si avvia verso la vittoria del Reggio Emilia, che così va a 18 punti. Il Sanve resta a 12. Segna 2 punti Malagutti, più 20 per Reggio Emilia. Barbon, Carlesso, Rossetto, 40 secondi alla fine della partita. Carlesso ancora fuori per Barbon, che deve cercare di controllare, ci riesce. 1 contro 1 di Barbon, tiro da 2 punti di Barbon, segna 2 punti cadendo all'indietro. 30 secondi alla fine della partita. Gurini, Bertolini, tiene la palla il più possibile Gurini, passaggio proprio per lui, prova la tripla sbagliata, rimbalzo di Carlesso, 10 secondi, 8, Masocco avanza, passaggio per Muner, fuori per Masocco, 2 secondi, passaggio per Carlesso, segna 2 punti e finisce qui. Rucker Sanve perde di 16 punti contro Reggio Emilia e resta a 12 punti in classifica. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili.